mare della Sacca è quella terra che si vede là in fondo, quella è un'isola che comincia dalla foce del Podigoro, che poi ci arriveremo, e circonda quasi tutta la laguna. Mediamente il punto massimo abbiamo 1 metro d'acqua, dallo zero, che adesso è terra, a 1 metro d'acqua massimo. Qui, ad esempio. Qui ce ne abbiamo poco anche qua, perché questo dovrebbe essere un canale, ma ormai è costruito. Qui sono dei canali che massimo fanno 2 metri. Perché qua c'è allevamenti. Questi sono granchi, i granchi a bagno, vedete che sono lì, e adesso questi li vendono così per... Facciamo le molecche! Sì, quando è ora di molecche facciamo le molecche, adesso siamo già Le molecche dal passato. Le molecche sono la muta del granchio, cioè lei si spoglia del vecchio guscio ed è nella fase di crescita, lo fa 2 volte all'anno, una in primavera e una in autunno. Si spoglia del vecchio guscio e sotto è il nuovo che rimane molle e cresce. Questo è acqua di mare! Questo è un misto tra dolce e salato. Perché il po' entra da lì. Un po' entra da lì più avanti, sì. C'è una cocca di navigazione che la lasciano aperta e quindi questa sarà dolce. Ed c'è molto corrente, ho visto là, Sì, beh, sì, perché il po' è sempre leggermente più alto. Sì. Quindi sono sempre granchi, Ma chi si mangiano stando lì? ma questi adesso, questi qua non valgono pochissimo, mentre che quando sono molecche valgono moltissimo. Questi adesso valgono già 60 centesimi. Aiuto o è... No, al chilo. Qualcuno li mangia per far sughi, poi vanno anche nel meridione per pescare il polpo. Ah, ecco. Questi. Lì ho visto, eccola lì, vedete quella coppia lì? Quelle lì sono volpoche. Le volpoche arrivano dal delta del Danubio e vengono a nidificare qua. Quello invece che svolazza là, quello grosso, è l'airone bianco, che non lo confondiamo con la garzetta. Ecco, queste reti invece che vedete ai lati, che abbiamo passato, queste qua ferme lì, questa è la nostra pesca di tipo, cioè le reti da pesca di tipo tradizionale. Poi se guardate verso il largo si vedono le reti in pesca, quegli sbarramenti che vedete al largo sono reti da pesca in pesca, queste invece sono in deposito, anche queste. Devo andare di là, vabbè, perché no? Secca lungo il foribondo, io le metto ancora di più. Con le ginocchia nella rovescia. Avevamo Comacchio,
ma la gestione delle valli anche dell'entroterra, anche d'acqua, Mesola ha avuto la marinatura delle anguille fino al 1936, dopo ha fatto varie bonifiche, cioè le ultime sono state fatte nel dopoguerra, Torino è stato bonificato nel dopoguerra, Goro, Ide. Bonificato vuol dire asciugato. Asciugato, cioè il paese era lungo l'Argine del Sì. Po, tra Argine e Argine, Sì. Argine di Valle e Argine del Po. Sì, sì, e adesso si è allargato Adesso tutto. nella bonifica hanno fatto case, dobbiamo